Sindacati sul piede di guerra chiedono un intervento normativo che modifichi l'articolo 177 del Codice degli Appalti. La sua applicazione porterebbe a una esternalizzazione obbligatoria dell'80% delle attività in concessione per i settori elettrico, del gas e dell'igiene ambientale, quando l'appalto dovesse superare importi superiori ai 150.000 euro. Se venisse applicato, hanno lanciato l'allarme i rappresentanti sindacali della CGIL, metterebbe a rischio tra i 16.000 e i 17.000 lavoratori nel Veneto. Questa norma del codice va abrogata o profondamente modificata. L'abrogazione è una delle soluzioni o l'esclusione dei servizi pubblici essenziali da questa norma che, ripeto, mette a rischio investimenti e tenuta di servizi essenziali per i cittadini e le cittadine. Siamo in presenza di una norma contestata non soltanto dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori, ma anche dalle stesse aziende. Correremo in quella che è la destrutturazione dei sistemi pubblici dei servizi essenziali, in particolare per quanto attiene al settore elettrico e al settore del gas, e diverrebbe pressoché molto complicato, se non che impossibile nel medio-breve termine, produrre gli investimenti che sono necessari alla transizione energetica e alla declinazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Per la CGIL è in gioco anche la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Gli incidenti gravissimi, spesso mortali, si ripetono e potrebbero peggiorare in caso di esternalizzazioni massicce. Nel sistema degli appalti e dei subappalti la logica è sempre la stessa: il massimo ribasso, la riduzione dei costi, anche di quelli che incidono sulla salute e sulla vita delle persone.